Amici bellini, a faccia ruga, nel senso è un martedì importante, anche se avviene di mercoledì, non ha importanza, anzi è forse ancora più pregnante proprio per questo, e adesso vi spiego il perché. Mamma mia, ha vuotato il sacco il presidente alla radio ufficiale e quindi noi proprio cominciamo. Allora, amiche mie, amici miei, buongiorno, mamma mia, Massimo Palma per esempio, benvenuto tra i nuovi iscritti, ne siete tantissimi, bravi, sapete, vi state rendendo conto che l'importante è iscriversi al canale, questo come l'altro perché c'è già presente l'anteprima della live di stasera, di stanotte più tardi, che di solito avviene su Caffè Napoli TV, tutto lo staff del Caffè Napoli che fa un lavoro straordinario. Oggi un'edizione straordinaria doppia avviene sia sul Caffè Napoli TV sia sul Caffè Napoli 1926 qui, quindi con la speranza di poter arrivare a più persone perché il lavoro che fanno Antox e Sasà è straordinario e quindi ci allarghiamo per una giornata, quindi potete già andare a mettere dei like preventivi sulla live che avverrà e così possiamo far arrivare più persone sul Caffè Napoli TV. I like preventivi li potete lasciare anche qui se anche voi vi siete svegliati, almeno non è che vi siete svegliati, ma insomma il pomeriggio italiano napoletano si è tinto di belga, come si vuol dire, perché l'intervista da ADL tiene banco alla radio ufficiale. Ancora non abbiamo sentito l'integrale che andrà in onda verso le 21 italiane, credo, quindi tra un po', ma io non posso aspettare perché già arrivano dei punti chiave dell'intervista e oltre alla questione Mertens di cui si è parlato già ieri perché ADL è andato a casa di Mertens, il bambino, cioè, Mertens se ne è uscito poi con Zanoli, le cene eccetera eccetera, il rinnovo è fatto. Ok, calma un attimo perché mi scrivono in tanti e io rispondo con la mail, rispondo con quella famosa gif del come si chiama, di Hawkeye, no? Dell'occhio di falco che dice non darmi speranza, del film della Marvel. Non datemi speranza perché una cosa è quello che si sta leggendo sui vari blog, la radio eccetera eccetera, che dice allora è fatto, ma quando va il rinnovo è bellissimo, così se lo merita, e una cosa è sentire le parole di ADL in merito che onestamente a me non lasciano assolutamente questa sensazione positiva di è fatta e non è fatta, ma manco per niente, e le ascolteremo adesso, ve le faccio sentire. Poi ADL ha parlato di Kvaratskhelia, che ci stanno anche dicendo che il soprannome è Zizio mi piace tantissimo, che è praticamente un acquisto fatto. Ovviamente dobbiamo aspettare sempre le ufficialità, i tweet ufficiali, si deve aprire il mercato, però bene che si sia fatta chiarezza anche su questo. Insomma è un'operazione che il Napoli ha praticamente definito e quindi già sappiamo che quello è un tassello che va a rimpinguare l'attacco nel momento in cui andiamo a perdere sicuramente Insigne e si dovranno fare delle altre valutazioni su Lozano, su Politano, su Unas, su Elmas, che io lo considero tra i trequartisti, su Zielinski e insomma su Kvaratskhelia si punterà e dobbiamo vedere che impatto avrà col campionato italiano, perché il ragazzo sicuramente ha dei colpi che ci ha dimostrato negli highlights. Poi il campionato italiano è un'altra cosa. Si è parlato del ritiro, si è parlato della reazione quasi rabbiosa, quasi da tifoso. Io la preferisco leggere come cavalcare la reazione del tifoso, nel senso che la reazione a caldo, ok, che avete combinato in quei 10 minuti, in ritiro, forza subito tutti. E resta sempre quella macchiolina che poi mentre dite così, tutto in ritiro, punizione, poi dite colpa di Spalletti che vi ha messo in punizione, poi dopo l'incontro con Spalletti dice aspetta un attimo, il ritiro è una cosa vecchia, superata, non si fa così, andiamo a cena. È quasi un premio quasi, però questo fa parte di una questione di comunicazione, bisogna pensare due volte, bisogna riflettere eccetera eccetera, perché così crei solamente confusione anche nell'ambiente, non sai nemmeno come commentarle certe notizie perché poi arrivano tutte sbagliate.
E mi dispiace che Spalletti accetti questo, perché poi potrebbe anche lui dire: sentite, ma in futuro, perché io, è sempre una riflessione che bisogna fare nel futuro, come vi permettete voi società di dire questa cosa? Io assolutamente non sono d'accordo, però bisogna in questo momento mantenere il carro per l'ascesa. Credo che questo sia la problematica seria, perché bisogna finire bene, perché non possiamo, dato che noi siamo in grado di vivere queste tragedie, no? L'abbiamo visto l'anno scorso, non ci possiamo permettere di sprecare tutto il buon fatto, e quindi è bene che si sia intervenuti. Qualcuno sta dicendo si poteva intervenire prima, intervento tardivo, la presenza è importante, fa sentire i giocatori tutti sul pezzo, vabbè, non ha importanza in questo momento. Però sul discorso Mertens io vi faccio sentire, poi voi mi dite insieme, perché questo è il video dei non mi piace. Tu sei contro la società, sei la rovina del Napoli. Io sono la rovina del Napoli. E di rinnovo avete parlato? Ma di rinnovo io gli ho detto: scusa Driss, tu hai un'opzione per un altro anno. Chiaramente in questi 3 anni è successo di tutto e di più. La guerra, problemi grossissimi, Covid, eccetera. Quindi ci dobbiamo sedere. Stabilisci te quando? Tra una settimana, tra 2 settimane, quando è finito il campionato? Me lo fai sapere te. Ci sediamo, e se tu vuoi veramente rimanere legato a questa squadra e a questa città, noi siamo qui. Però tu la sensazione l'hai avuta, no? Nel parlare con Ciro Mertens, la sensazione che ti ha dato il ragazzo qual è stata? Insomma, sei un uomo di esperienza e Ciro credo che sia innamorato dello stile di vita che ormai ha abbracciato in questa città. E lo sappiamo. Questa città, del resto, poi calcisticamente parlando, credo che sia la persona che ha lasciato veramente il segno in numero di gol segnati. E lo sappiamo. Quindi credo che non ci siano dubbi su questo. E a lui veramente È il momento di scritta in oro: grazie Driss, o grazie Ciro, perché anche lui si può chiamare Ciro, no? Sì. Quindi io penso che non ci dovrebbero essere problemi, ma sai, nella vita mai dire mai. Ok, nella vita mai dire mai. Cioè, la sensazione, Carlo Avino chiede, tu ce l'hai la sensazione? Ma la sensazione non avevamo bisogno di saperla, perché dopo l'intervista che Mertens ha fatto al Corriere dello Sport lo sapevamo già che lui vuole rimanere. Però ADL non gli dice: mi dici tu quanto devi avere, perché tu rappresenti quello che devi rappresentare e sei un surplus non solo in campo ma anche fuori dal campo, perché ti prendi a braccetto tutti i giocatori che vengono a Napoli e gli insegni come vivere la città. Perché lo sappiamo, abbiamo 1000 testimonianze, a partire da quelli che se ne vanno, Milik, che ancora ricordano a Mertens, eccetera eccetera, Fabian, Tuanzebe, chi se l'è portato a cena? Ma Mertens se l'è portato a cena. Chi se l'è portato? Chi altro c'è in società che gli spiega: vai in questo locale, non andare in questo, se ti rispondono in una certa maniera fai così? Mertens lo fa Mertens. Allora tu non devi dire: se tu ami Napoli mi dici tu quando e ci incontriamo. Se tu ami Napoli già lo sappiamo. Tu mi devi dire quanto devi avere. Mertens è una persona intelligente e non chiederà quello che guadagna adesso. Chiederà sicuramente qualcosa al ribasso, lo accetterebbe, però questo mi può sembrare anche il preludio di un'offerta umiliante al ribasso, al punto tale che Mertens deve dire sì, però un attimo solo, e Lozano prende 4,5, che poi è la questione anche di Insigne, perché si arriva lì. Se Lozano prende 4,5, Simen prende 4, quell'altro eccetera eccetera, io devo accettare 1 milione? Faccio un esempio assurdo, dice De Laurentiis, si è fatto i calcoli tra la guerra, le problematiche, il Covid eccetera eccetera, questo ti possiamo dare. Puff, 1 milione per esempio. E che deve fare Mertens? Deve accettare 1 milione? Abbassato di un quarto, cioè di 3 volte inferiore? E si crea di nuovo quella sorta di ricatto psicologico a dire: vedete, se non si è fatto, noi eravamo pronti, però queste sono le nostre possibilità, e Mertens non ha voluto. Quindi attenzione ad essere troppi ottimisti, come dice Totò, in questo momento, in questa fase, perché io da questa intervista non ricavo che è fatta.
che il Napoli farà di tutto per rinnovare Mertens. Il Napoli chiederà a Mertens di fare di tutto per rinnovarsi e per accettare le possibilità del Napoli che vorranno dare. No, questa apertura non la vedo. A me lo potevi già fare, cioè, capite? Se l'interesse del Napoli, tu potevi già dire questo è il contratto. Ricordate le cose belle romantiche di una volta? Non è più il calcio così. Questo è il contratto in bianco, la metti tu la cifra. E si può fare. Per uno come Mertens si potrebbe fare, per tutto quello che rappresenta, eccetera eccetera. Gli fai fare anche il dirigente dopo, se lo vuole fare, perché questo noi lo diamo per scontato, ragazzi, ma non è detto. Non è detto. E lui potrebbe anche decidere che se una Lazio, per esempio, gli fa l'offerta e dice vieni qua, sta vicino, Napoli-Roma, si mantiene la casa e ci fa 3 gol. Ci fa 3 gol l'anno prossimo da laziale, da titolare indiscusso alla Lazio con Sarri. E poi ci dobbiamo anche stare attenti. Quindi calma. Da questa intervista abbiamo scoperto parecchie cose, il rapporto di Spalletti non è in discussione, quindi tutte le chiacchiere che hanno detto, mo stiamo pensando di nuovo a De Zerbi eccetera eccetera, italiani, chiacchiere assolute per cavalcare i dubbi dei tifosi. Questo non lo sappiamo. Abbiamo scoperto che De Laurentiis testualmente ha detto alla squadra: la Coppa Italia non ci interessa, l'Europa League non ci interessa, mi interessa solamente arrivare in Champions. Gravissimo, perché poi ci chiediamo: ma vi interessa le interviste? Vi interessa la Coppa Italia? Certo, risponde Spalletti. Nel frattempo però il presidente ha detto: non me lo fotto proprio, se uscite non succede niente, non avrete nemmeno quella cosa del broncio a Castelvolturno da parte dei dirigenti, assolutamente. Rimanete tra le prime 4 e stiamo a posto. E quando Carlo Gambino gli dice: ti sei ingolosito anche tu, visto che stavamo lì e le altre? No, vi siete ingolositi voi, io allo scudetto non ci ho mai pensato, ha detto ADL. Vi siete ingolositi voi, io devo andare in Champions League, dello scudetto non mi interessa. Questo poi si evince da questa intervista, è un'intervista chiave di cose che già sapevamo, ma che è importante ribadire perché la memoria è sfogliosa, è una sfogliosa cipolletta. Quindi calma, da questa cosa noi sappiamo che Spalletti è l'allenatore l'anno prossimo, e anche su questo Mertens deve riflettere, perché può anche accettare 1 milione, 2 milioni, 1,5 milioni, 500.000 euro, però deve avere pure un allenatore che non lo mortifichi facendolo giocare pochi minuti, se sta bene, perché un giocatore che non sta bene della sua età lo tieni anche come riserva di lusso, ma se stai bene, si vede che sta meglio di tutti gli altri, non lo puoi nemmeno mortificare. Quindi Spalletti è confermato, Mertens non è assolutamente detto che è rinnovato e confermato, per vari motivi, per motivi di possibile umiliazione e motivi di di non utilizzo nella cosa così. Sappiamo che la Coppa Italia non interessa, che la Champions League entrare in Champions League è l'unica cosa che conta. Sappiamo che Kvaratskhelia è un giocatore che probabilmente giocherà con il Napoli, e sapremo altre cose perché l'intervista deve anche andare in onda. E quindi, ma io non potevo aspettare, perché mi stavate scrivendo in tanti: è fatta Mertens, hai sentito, hai letto? Quello che leggo è una cosa, quello che sento ne è un'altra. Quindi quando l'intervista poi andrà in onda noi la ascolteremo e ci saranno delle nuove cose di cui probabilmente potremo parlare. Non so se ne parleremo stasera, perché stasera in live si parla di numeri, si fa analisi fredda, magari domani con più calma. Quindi iscrivetevi al canale, lasciate i like e state tuned, perché l'intervento della società, che è stata assente finora e andava pure bene, le cose andavano bene, appena le cose sono cominciate a scricchiolare e c'è stato questo sentore, vuoi vedere che siamo in caduta libera e ci recuperano pure il quarto posto, perché il quarto posto la Juventus sta là, e quindi probabilmente se l'andazzo si conferma, se il trend si conferma, la Juve ci scavalca e noi andiamo al quarto posto. Non credo, ripeto, che Roma, Lazio o Fiorentina abbiano la forza di vincerle tutte e di saltarci addosso, ma c'è stata questa paura in società. E quindi rispetto a questa paura, se perdi la Champions non esiste ritiro, punizioni, cene, incontriamoci eccetera eccetera, siete tutti bellissimi. Quindi riflettiamo su quelle che sono le prospettive della società. Dobbiamo arrivare quarti ogni anno, benissimo, a me mi sta pure bene, perché arrivare davanti a quelle 3 è un miracolo. Arrivare davanti a Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta è invece importante, perché mi dimostri che almeno con queste qua, che sono tue dirette competitor, sei un pochino più forte. A me sta bene. Non possiamo mai vincere, perché non si può mai vincere, perché per vincere devi volerlo fare, e anche quando lo vuoi
non è detto che si faccia. Quindi ci sono dei passaggi, è un percorso che devi fare. Tenete sempre presente l'Inter, no? Percorso, Marotta, giocatori, si arriva alla finale di Europa League, la perdi, però hai fatto il percorso, ti inserisci, vinci in Italia, ti confermi in Italia, migliori in Champions League, questo è il percorso. Il Napoli questo percorso lo fa all'inverso, il Napoli va in Champions League e se va, fa la squadra per ritornare in Champions League, ma non per poi migliorare così. E questo è un discorso che noi tifosi lo dobbiamo tenere presente. Questo ci fa diventare non tifosi del Napoli? No, siamo sempre tifosi del Napoli. Questo della Reds lo sa. Però noi, tifosi della vecchia guardia, i tifosi malati o i tifosi giovani che hanno la famiglia alle spalle, che gli hanno passato una fede. Ma i tifosi, quelli là più occasionali, quelli là grigetti, quelli là che stanno a metà, sì, ma a me mi piace un giocatore più di una squadra, il Napoli mi sta simpatico, sì, però alla fine non vengono mai, quelli là si allontanano. E i tifosi, se non aumentano, diminuiscono. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ne parliamo live stasera, sapete dove, ci sono tutti i link in descrizione, che mi fate finire, dai, lasciate il like. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Dai, basta.